Benvenuti, oggi è lunedì 29 luglio 2024. Il sole sorge alle 6:01 e tramonta alle 20:11. La luna sorge a mezzanotte 22 e cala alle 15:11. Oggi si celebra Santa Marta. Il nome Marta ha origine aramaica e significa signora padrona. Ogni 29 luglio le organizzazioni per la protezione degli animali condividono i propri dati riguardo la situazione della popolazione mondiale della tigre. Nonostante un lieve miglioramento, questa specie è ancora a forte rischio di estinzione. Ma non è solo il cacciatore il grande nemico della tigre. Deforestazione e sfruttamento sono piaghe ugualmente nocive per la regina della giungla, ambita per la sua meravigliosa pelliccia striata. Sono 43 le candeline per il pilota automobilistico spagnolo Fernando Alonso. Nel 2005 e nel 2006 conquista il mondiale di Formula 1 con la Renault, diventando il più giovane vincitore del titolo iridato. Dal 2010 corre per un quinquennio con la Ferrari, conquistando 3 secondi posti. Ha corso per la scuderia Aston Martin. Festeggia 66 anni il giornalista ed ex politico Piero Marrazzo. Trascorre in Rai 20 anni, ricoprendo vari ruoli, da conduttore e inviato per il TG2 a responsabile della testata regionale della Toscana e per 8 anni è alla guida della trasmissione Mi manda Rai 3. Nel 2005 è eletto presidente della Regione Lazio. Si dimette nel 2009 dopo lo scandalo nel quale viene coinvolto per un incontro con una transessuale. Infine, oggi compie 59 anni l'ex pallavolista Andrea Zorzi. Alto più di 2 metri, noto con il soprannome di Zorro, con la nazionale ha vinto i mondiali 1990 e 1994, 3 edizioni della World League e una medaglia d'argento alle Olimpiadi di Atlanta 1996. È un commentatore televisivo per Sky Sport e la Gazzetta dello Sport. Elfi, uomini, nani e hobbit abitano la terra di mezzo, su cui incombe la minaccia dello stregone Sauron, contrastato da Frodo e dai suoi amici. Il mondo immaginario de Il Signore degli Anelli, creato dalla penna dello scrittore inglese John Ronald Tolkien, si spalanca per la prima volta agli occhi dei lettori il 29 luglio del 1954. L'opera viene pubblicata suddivisa in 3 libri, sia per le difficoltà di reperire la carta, sia per tenere basso il prezzo. Tradotto in 38 lingue, diventa presto una pietra miliare della letteratura fantasy, ispirando diverse trasposizioni cinematografiche e teatrali, ma anche l'industria dei giochi di ruolo e dei videogiochi. Sapete perché se soffiamo l'aria esce fredda e se alitiamo invece esce calda? Si tratta in realtà di una percezione dovuta alla velocità dell'aria, un po' come quando d'estate utilizziamo il ventilatore che sposta l'aria, senza cambiarne però la temperatura. L'aria che si muove più velocemente sottrae più calore al corpo, così da sembrare più fredda. Buon inizio settimana ai 12, una rassicurante luna in Cancro ci porta in questa settimana che cambia mese. Vediamo cosa succede. Ariete, la vostra disposizione zodiacale è sicuramente più oculata e ora anche nei movimenti economici e bancari avete maggiore contezza. In tutto ciò i pianeti in quinta vi preparano ad un amore straordinario. Toro, la luna oggi è proprio vostra ospite e quindi tende molto a calcare la mano su tutto quello che riguarda il sentimento e l'emotività. È un po' di stress nervoso, come un qualcosa di sottile che non capite, ma in serata avrete tutta la chiarezza possibile. Gemelli, la giornata di oggi è una giornata un po' emotiva, luna di 12ª casa, che stimola tra l'altro l'irrequietudine del vostro Marte e del vostro Giove, che proprio ancora non riescono a fare pace con Venere
Venere e Mercurio, quindi la comunicazione affettiva non è delle più brillanti, non fremete. Cancro, giornata decisamente rassicurante con una luna piena di amici, piena di consigli e di tante cose belle che potrebbero suscitare il vostro interesse. Un buon consiglio vi aiuterà a capire cosa c'è da fare, mentre invece di paventare le spese tentate semplicemente di spendere meno e di essere meno ambiziosi e più oculati. Leone, giornata oggi molto rafforzata dalla presenza di un Marte in sestile con il Sole molto forte, ancora Plutone vi toglie energia, ma c'è tanto amore intorno a voi e proprio i vostri affetti oggi vi faranno lavorare e faticare un po'. Vergine, oggi la luna è vostra amica, è rassicurante, quindi torna un po' il buon umore, soprattutto il sentimento che ancora non vi lascia dopo questo weekend. Ecco, vedete, oggi sarà importante poter puntare su solide certezze e collaborazioni lavorative, sarà importante perché insieme ai colleghi discuterete di qualcosa di molto utile. Bilancia, la giornata di oggi vede una luna molto distante dai vostri gradi, eppure Sole e Marte vi chiedono assolutamente di avere vigoria, incisività, forza, energia e passione. Giove vi assicurerà un'equa distribuzione di tutte le vostre risorse, sia familiari che lavorative ed economiche. Scorpione, una giornata oggi che vede la luna di traverso in opposizione luna in toro, quindi opposta ai vostri gradi zodiacali, fa aumentare un po' il senso di nervosismo, ma sicuramente focalizza benissimo il problema. Gli altri pianeti sono un po' dispettosi con voi, Sole e Venere non sembrano essere molto propensi all'amore, Mercurio invece vostro amico e tramite gli amici e conoscenze nuove vi distrae un poco. Sagittario, una giornata oggi che prevede una opposizione solita ormai con Marte e Giove in Gemelli, ma che non vi impedisce di essere amati ed amare con Sole e Venere in Trigono. Oggi sembrano un po' più fortunate le relazioni antiche, quelle amicizie che magari nascono sul banchi di scuola, qualcuno di loro potrebbe esservi prezioso e utile nella soluzione di un problema. Capricorno, una giornata oggi che prevede una luna molto vantaggiosa per voi, un bellissimo trigono che porta anche un po' di fortuna e soprattutto emotivamente dichiara una forma di affetto nei vostri confronti molto forte da parte di qualcuno, forse un'amica o un amico, non sono solo tali. Acquario, giornata oggi un po' storta, la luna è in quadratura e solletica il vostro Urano, quindi una marea di sensazioni ed emozioni un po' difficili da gestire, non siete molto compatibili a questi valori lunari, mentre invece Venere dall'opposizione ripropone sempre qualche ex che non vi dimentica, ma potreste parlarne con un amico per cercare di capire e di mediare la situazione, voi sempre in fuga. Pesci, giornata oggi con una luna amica, una luna solida, una luna che vi offre comunicazione e contatti, anche se non sembra, questa sarà una settimana abbastanza lavorativa alternata a momenti di relax. Oggi però tocca un po' al lavoro comunicativo, quello magari di PR, di pubbliche relazioni e quello di contatti. È il 29 luglio del 1976, quando il presidente del Consiglio Giulio Andreotti nomina il primo ministro donna nella storia dell'Italia. A Tina Anselmi, insegnante ed ex sindacalista, viene affidato il Dicastero del Lavoro. La famiglia e la donna sono al centro del suo impegno politico, che si traduce nella prima legge sulle pari opportunità nel 1977, con la quale vengono abolite le discriminazioni in materia di lavoro e di salario tra i sessi. C'è chi va in palestra, chi ha bisogno di urlare contro qualcuno, chi si consola con il cibo e chi si rifugia nei videogiochi. Tutte queste attività hanno un unico scopo comune: sfogarsi, scaricarsi dalle emozioni forti. Ecco un proverbio inglese che esprime perfettamente questa necessità: to blow off steam, che letteralmente significa far volare via il vapore. Quando ci sentiamo sopraffatti da emozioni intense come rabbia, frustrazione o stress, abbiamo bisogno di scaricare la pressione accumulata.
Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Oggi parliamo di Marta Marzotto, un'icona di stile e personalità. Sembrava destinata a una vita nelle risaie come la madre, ma a soli 20 anni Marta si trasferisce a Milano e inizia la sua carriera come modella. La sua bellezza e il suo fascino non passano inosservati. Nel 1954 incontra il conte Umberto Marzotto, uno dei più ricchi industriali tessili del nord Italia, considerato l'uomo dei sogni. Si innamorano, si sposano e hanno 5 figli. Nonostante i tradimenti del marito, Marta dimostra di essere una donna brillante e inizia a frequentare i salotti della Roma e Milano colta, facendosi strada tra scrittori, politici e artisti di spicco. Marta stringe una profonda relazione con il pittore Renato Guttuso, ma non abbandona mai il marito. Nel 1987 il divorzio viene ufficializzato, ma Marta si fa valere. Il suo nome resterà Marzotto, perché ciò che conta per lei è la persona che è riuscita a diventare. Ci salutiamo con la frase del giorno. La democrazia ha bisogno di normalità. Che poi ognuno di noi ha un concetto diverso di normalità, magari con qualche punta di follia che non guasta mai. Noi ci vediamo domani per nuove scoperte e curiosità. Buona giornata dalla vostra Martina.